Non hanno paura di niente, non hanno paura soprattutto di morire, anzi, per loro morire significa avvicinarsi a Dio e raggiungere lo scopo. I militanti dell'Islamic State hanno dimostrato in più di un'occasione che sono pronti a tutto e fermarli diventa sempre più difficile. La follia nasce nel 2008 da una costola di Al-Qaeda, il movimento terroristico creato da Osama Bin Laden. Al-Zarqawi all'epoca non poteva tollerare l'invasione americana in Iraq e il governo sciita, sostenuto sempre dagli Stati Uniti dopo il rovesciamento di Saddam Hussein. Nel 2012 il gruppo è arrivato fino in Siria dopo lo scoppio della guerra civile siriana contro il governo di al-Assad. Conquistata la capitale Raqqa da Islamic State, il gruppo terroristico è diventato ISIS, un acronimo che in Europa è esploso nel gennaio 2015 quando 3 cittadini francesi hanno messo in ginocchio Parigi. Al-Baghdadi ne è il califfo e l'obiettivo finale è conquistare tutto il Nord Africa con Algeria, Libia, Egitto, poi Arabia Saudita e Yemen, scontato dire ovviamente che Iraq e Siria sono i primi obiettivi. Alla base di tutto c'è una ideologia politica che parte da quella dei Fratelli Musulmani, la prima organizzazione islamista del mondo. L'ISIS considera la jihad globale un dovere di ogni musulmano. I fedeli interpretano il Corano in modo radicale e anti-occidentale e chi non lo fa è un infedele. Per loro la Sharia è l'unica legge, una legge che per noi occidentali non è comprensibile e che tra le altre cose impone alle donne di stare a casa e di indossare il burqa, il taglio delle mani per chi ruba o banalmente il divieto di ascoltare la musica in luogo pubblico. Per i cristiani ci sono 3 possibilità: convertirsi, pagare l'imposta religiosa oppure la morte. Oltre alle persone che vivono e combattono con l'ISIS negli stati interessati, ci sono anche i foreign fighters, in sostanza cittadini europei, nati in Europa e non sempre da cittadini stranieri, che decidono di seguire le indicazioni del leader. In maggioranza si tratta di ceceni, ma come abbiamo scoperto anche il nostro vicino di casa potrebbe essere un terrorista, magari un lupo solitario, quindi qualcuno capace di trovare un'arma e di compiere un attentato in qualsiasi posto e in qualsiasi momento, un rischio che i servizi segreti difficilmente possono controllare. I soldi ci sono e sembrano essercene tanti, anche se non è chiaro da dove arrivino. Qualcuno pensa a petrodollari e la capacità comunicativa non è seconda a nessuno, al punto che vengono anche intercettate ragazze europee giovani per fare da mogli ai combattenti. A livello di Nazioni Unite, ieri la discussione nell'aula plenaria ha portato a una strategia comune anche tra Obama e Putin, ovvero raid contro l'ISIS in Siria, di fatto appoggiando quanto sta già facendo la Turchia e da pochissimo anche la Francia. Resta poi il problema di cosa fare dopo. Da un lato Putin appoggia Assad, che lo stesso Obama ha definito un tiranno. Il rischio, neanche troppo remoto, è che avvenga quanto avvenuto in Libia, ovvero si toglie un dittatore e si lascia il vuoto, e in questo genere di ambiente che l'Islamic State prende forza. Paura e follia, 2 vocaboli che sembrano far parte appunto dell'ISIS. Ne parleremo stasera anche alla luce degli ultimi fatti cruenti di cronaca, ormai diventano quasi quotidiani, con il sociologo Marco Orioles. Buonasera. Buonasera a tutti. Ok, massimo esperto appunto Massimo, uno dei massimi esperti. Mi do da fare. Ecco, si dà da fare, dopo si spiegherà perché si è avvicinato appunto Certo. a questo, no? Quindi saprà soprattutto tutto di come si stanno muovendo attraverso le Certo. cartine, le mappe. Certo. Questi diabolici, come li definirebbe? È un impasto diabolico, dici bene, di modernità e di medioevo, che viaggia alla velocità della luce su Twitter, che combina le tecniche asimmetriche del terrorismo e le tecniche militari della guerra simmetrica. È una minaccia che, tra l'altro, è palese da tanti anni, che l'Occidente è stato riluttante ad affrontare con la necessaria energia, tant'è che noi ne stiamo pagando le conseguenze dell'inazione con... teniamo conto che la Siria, che è uno dei 2 teatri interessati dallo stragismo dello Stato islamico, è un paese che ha prodotto 11 milioni di sfollati, una frazione dei quali sta arrivando in Europa, gli altri sono lì che giacciono in campi profughi più o meno improvvisati. Quindi insomma, vedremo è un problema molto, molto grave, molto serio, che tra l'altro coinvolge tutti, compresa l'Italia. Sottovalutato. È compreso l'Italia, infatti il titolo è l'ISIS minaccia l'Italia. Allora, noi ci colleghiamo anche con il web, con Valentina Bearzi.
Buonasera Davide, buonasera al tuo ospite e a voi che ci state seguendo da casa, scriveteci, scrivete le domande che volete porre appunto su questa tematica. Vi spaventa la presenza dell'ISIS alle nostre porte? Se effettivamente ci sono degli infiltrati fra i migranti che arrivano anche nella nostra regione? E quanto vi ha spaventato invece la notizia del cooperante ucciso a Dacca? Ecco qua l'articolo del Corriere.it che appunto racconta come il veterinario di 51 anni stesse lavorando per un'agenzia di aiuti internazionale a Dhaka, capitale del Bangladesh. Una moto lo ha avvicinato e poi sono stati esplosi dei colpi di pistola mentre stava facendo jogging in un quartiere anche residenziale dove ci sono molte sedi diplomatiche. Insomma, una notizia che ha lasciato sgomenti un po' tutti, anche perché il califfato ha rivendicato l'attentato dicendo abbiamo ucciso un crociato, quando invece si trattava semplicemente di un cittadino che stava correndo tranquillamente. È stato freddato, crivellato di colpi, si legge nell'informativa che è stata poi diffusa alla stampa internazionale. Quindi questo è solo l'ultimo degli attacchi. Tra l'altro si parla spesso di ISIS, però lo vediamo anche nella mappa, insomma sembra che questi interventi siano un pochino diffusi in tutte le zone in cui c'è una presenza islamica. Allora cerchiamo di chiarire le idee questa sera, scriveteci anche via SMS. Ecco, quello che colpisce soprattutto, Orioles, è il fatto che l'ISIS colpisce in qualsiasi momento, soprattutto nella quotidianità. Un veterinario, vabbè, era un cooperante, mentre faceva jogging. Questi due indizi soprattutto, quindi come se dovessero sparare a Orioles mentre qua a Udinese Channel. In qualsiasi momento possono colpire. Ma io farei una precisazione rispetto al testo che è stato letto dalla collaboratrice, che è stato etichettato come spregevole crociato il povero Tavella, il che come dire, conferma, perché già dire crociato è già etichettare in un certo modo, l'aggettivo semplicemente rafforza il messaggio, che il messaggio qual è? È che noi siamo obiettivi essendo colpevoli intanto di appartenere a una categoria, l'Occidente, che viene associata insomma di ingerenza nei paesi islamici, cioè di puntellare dei regimi, il regime egiziano o l'Iraq o anche l'Afghanistan, che secondo il disegno degli islamisti, dei jihadisti, in realtà devono cadere per far posto a degli stati islamici, o meglio, secondo il disegno dell'ultimo attore islamista entrato in scena, lo Stato islamico, califfato, ex ISIS, ex Al-Qaeda in Iraq, eccetera, eccetera. C'è un progetto ben preciso che è quello di costituire un califfato, un impero che inglobi tutti i paesi dove vivono musulmani. Ecco, io fermerei solo un secondo, certo. facciamo vedere anche la proiezione magari attraverso una grafica di dove sta arrivando l'ISIS, per far capire se appunto sono vicino a noi. Certo, ecco, questa mappa intanto è significativa. Vedete le crocette segnalano la presenza delle cosiddette province. Cioè il califfato, oltre ad avere costituito uno Stato a cavallo tra Siria e Iraq, ha già una proiezione e una presenza fisica in alcuni paesi che sono l'Algeria, la Libia, l'Egitto, l'Arabia Saudita, lo Yemen, il Caucaso, e poi c'è anche purtroppo, come ci dicono anche gli amici, i poveri profughi che arrivano qui dall'Afghanistan, è arrivato anche nello Stato islamico. C'è una presenza, che nasce o dal fatto che alcuni militanti sono andati lì con l'obiettivo di marcare una presenza, o dal fatto che i gruppi islamisti già operanti in quei territori hanno dichiarato fedeltà al califfo, e quindi già esistono, come dire, le colonie del califfato, e questo denuncia chiaramente la proiezione globale dello Stato. Quella mappa inoltre segna, vedete le parti in giallo, ecco, va spiegata molto bene questa mappa. Innanzitutto c'è una parte un po' più scura che segna il territorio del califfato e il territorio limitrofo che il califfato vuole immediatamente annettere, che comprende l'intero Iraq, l'intera Siria, poi c'è la Giordania e il Libano. Poi ci sono le parti in arancione che sono appunto la proiezione imperiale del califfato, e poi ci sono le parti in giallo, interessanti perché comprendono anche l'Europa, ma anche altri paesi dell'Asia, c'è la Russia.
Cosa significa questa grande parte del planisfero in giallo? Questi sono i paesi che vanno colpiti attraverso l'azione dei militanti presenti in loco, è la minaccia principale dell'intelligence, i cosiddetti lupi solitari, perché gli obiettivi sono due. E teniamo conto che sono già stati messi a segno dei colpi, in particolare Charlie Hebdo, ma non è il solo. Bisogna innanzitutto scoraggiare i nostri governi dall'intervenire per debellare la minaccia del califfato, qual modo migliore di un attentato, di una strage in una capitale o in un territorio di provincia o in una metropolitana, ma c'è una strategia ancora più perversa che tra l'altro il califfato eredita da Al-Qaeda, c'era un disegno preciso, perché l'obiettivo, se tu metti a segno un colpo clamoroso in Occidente, in un paese occidentale, tu crei i presupposti, come dire, per una ostilità generalizzata della popolazione nei confronti delle minoranze musulmane residenti, quindi tu marginalizzi i musulmani e crei i presupposti perché questi musulmani reagiscano aderendo appunto ai movimenti jihadisti. Ecco, quindi, come si fa ad aderire? Cioè, nel senso, anche quello già Pierini nella copertina aveva un po' anticipato, cioè noi usiamo molto la rete tra di noi per cercare commenti, anche per scherzare, insomma, qua si parla seriamente, cioè l'appello che lanciano i militanti dell'ISIS è fatto attraverso Twitter. Cioè, la potenza di questo nuovo attore, il califfato, deriva anche dall'entrata in scena delle tecnologie di nuova generazione, dell'informazione e della comunicazione, in particolare i social network, che per esempio Osama Bin Laden nell'era d'oro di Al-Qaeda non aveva. E la potenza di Twitter in particolare, ma anche di Facebook, sebbene sia Twitter il canale privilegiato, viene molto sfruttata ed è un canale non solo per veicolare i messaggi che noi riterremo orripilanti, decapitazioni, ma che in realtà galvanizzano di questi messaggi in giro? Cioè, si trovano tranquillamente sulla rete? Assolutamente sì, anzi questa è interessante quello che i giudizi che danno gli analisti dell'intelligence, cioè apparentemente il fatto che ci sia una forte presenza, per esempio, di account attribuibili a jihadisti su Twitter, da un lato è un vantaggio per l'intelligence perché ti permette di identificare queste persone. Il problema è che però il mondo di Twitter è molto mobile, cioè gli account scompaiono, vengono ricreati, per cui per esempio il video spettacolare costituito in occasione dell'esecuzione, viene caricato sui social network, magari Twitter interviene, lo cancella, ma poi rientra dalla finestra attraverso un nuovo account. Intanto Gaza, usiamo un termine così, sì, c'è una circolazione, entrare, c'è una circolazione purtroppo incontrollata, ma questa è la caratteristica della società contemporanea, con tutti i suoi pregi e i difetti. L'informazione viaggia in modo rapido e sostanzialmente incontrollato. Purtroppo di questo ne approfittano vari attori e movimenti che acquistano notevole forza. Ecco, la fermo perché c'è un tema appunto su cui la parte politica, adesso senza entrare nel politico, però si chiede alla gente ma quanti sono i terroristi che arrivano con i furgoni o che arrivano con scialuppe di salvataggio? E questo è un altro dei temi, perché la gente ha paura e dice non tutti sono profughi, quelli che noi vediamo. Ma allora, sicuramente non possiamo escludere che in questo esodo biblico di cittadini siriani e iracheni si infiltri qualcuno che ha un mandato. Questo non lo possiamo escludere, va provato, ecco, per il momento siamo a livello di speculazione, ma non lo escluderei. Io so per certo che questa è una delle principali preoccupazioni dei nostri organismi di sicurezza. Tuttavia, lo voglio dire molto chiaramente, i jihadisti non hanno bisogno di mandare i loro militanti sui barconi, no, perché hanno già un buon serbatoio in Europa. Addirittura. Hanno già un buon serbatoio in Europa, nel senso che teniamo conto che noi abbiamo in Europa un numero imprecisato di musulmani che va dai 15 ai 20 milioni. L'integrazione dei musulmani in Europa non è avvenuta completamente. Però non c'è il problema, scusi se la disturba, non c'è il problema dicendo queste cose che possono essere vere e le credo, insomma, però dicendo questo che la gente dice allora io come faccio a capire, magari il mio vicino che è musulmano potrebbe essere.
perché c'è la paura di dire di fare di tutto un'erba un fascio, sostanzialmente. No, di fare tutto un'erba un fascio, no, questo è un ragionamento complesso, ma purtroppo inoppugnabile. Ma parliamo di numeri, allora, anche per dare le proporzioni. Allora, il Ministro dell'Interno recentemente, in occasione della conferenza stampa, in occasione dell'anniversario dell'11 settembre, ha quantificato il numero dei cosiddetti foreign fighters italiani. Ecco, c'è anche una grafica che mostra far vedere la seconda grafica, ecco, non la prima, in cui si parla dei foreign fighters. Ecco, facciamo questa premessa perché per sottolineare che quel che sta accadendo in Siria e in Iraq, cioè il jihad, la guerra santa del califfo al-Baghdadi, e vede una fortissima partecipazione, addirittura maggioritaria in termini di numeri di miliziani, di combattenti, che viene al di fuori dalla regione interessata. Stiamo parlando di, recentemente è uscita una nuova stima dei cosiddetti combattenti stranieri o foreign fighter, si parla di 30.000 persone che vengono da più di 100 paesi, quindi questo è un jihad globale, no? Che converge in questo momento sul fronte principale della guerra santa, che è la Siria e l'Iraq, ma ce ne sono altri di fronti dove si combattono guerre sante. Ricordiamo la Somalia, non dimentichiamo la Nigeria, dove c'è un altro, tra l'altro un alleato del califfo Baghdadi, che è Boko Haram, che si è distinto per azioni particolarmente efferate. Ecco, in questo flusso di volontari, sottolineiamo volontari perché queste sono persone che decidono da sole, sulla base anche di specifici appelli, richiami, ma comunque vengono sedotti da questa causa. C'è un flusso che è partito più o meno nel 2012 di persone che hanno abbandonato l'Europa, gli Stati Uniti, l'Australia, praticamente l'intero pianeta, per andare a combattere questa guerra santa. Ecco, di queste 30.000 persone, queste sono fonti americane recentissime, 81, dice il Ministro dell'Interno, sono italiani. Italiani cosa significa? Sono residenti in Italia, alcuni sono cittadini, 81 non tutti sono ancora vivi, alcuni sono già morti, si può dire semplicemente sono immigrati, alcuni dei quali naturalizzati. 81. Ma attenzione, questo è un dato importante, il flusso, cioè la collaborazione che l'intero mondo sta dando a questa impresa efferata, perché stiamo parlando dell'edificazione di uno Stato che ha una legge ferrea che recupera il peggio, voglio dire, del sistema islamico, che non è neanche islamico perché spesso certe norme sono inventate di sana pianta, diciamo, recupera aspetti molto edificanti come la legge del taglione, certo, insomma, le esecuzioni sommarie. Ecco, in questo flusso di persone che vanno a fare queste cose, ripeto, molto edificanti, ci sono anche le donne, sono le adolescenti. Infatti c'è qualcuno che dice: io non capisco come le giovani europee possono farsi affascinare da questo. Stiamo parlando di centinaia di ragazze, spesso minorenni, che mettiamoci nei panni di una famiglia, che ne so, di Bristol, che la mattina si sveglia e non trova più la propria figlia sedicenne nella cameretta, e 2 giorni dopo si sente telefonare dalla polizia e dice: abbiamo identificato sua figlia che al confine con la Turchia sta andando in Siria. Questo è un fenomeno purtroppo di massa che rileva l'esistenza di un problema molto grave che richiederebbe 10 trasmissioni per essere affrontato. Sostanzialmente è molto più grave di quello che noi vediamo in televisione con le varie decapitazioni, è ovvio, tutto ciò è cruento, ma è la base quella che probabilmente, quello è il background che non riusciamo a vedere, che ancora dovrebbe terrorizzarci ancora di più. Tra le giovani, i foreign fighters, c'è tutta una base che sta crescendo e che talvolta non riusciamo a vedere. Qualcuno dice: i raid non servono a nulla. I raid non servono assolutamente a nulla, purtroppo possono più o meno così fare una sbucciatura a questo movimento che è molto motivato nel proseguire la sua azione. Purtroppo, per debellare questa minaccia all'ordine non solo della regione interessata ma all'ordine mondiale, ci vogliono quelli che ormai sono diventati famosi boots on the ground, gli stivali sul terreno. Noi siamo stati riluttanti a mandarli. Obama è stato addirittura, c'è stata una guerra intestina all'interno dell'amministrazione americana, perché buona parte del suo governo
e soprattutto i suoi generali premevano perché l'America intervenisse certo. proprio con delle truppe sì, con delle non vorrei avventurarmi in questa analisi che richiede molto, però certamente Obama ha fatto una scelta esplicita di non esporsi. E purtroppo, adesso lo sappiamo, in questi ultimi giorni questa scelta l'ha fatta un'altra persona, cioè il presidente russo Putin, e a quanto pare si vuole intestare la vittoria, se ci sarà una vittoria, perché lì comunque i scenari sono molto aperti, si vuole intestare la vittoria contro il califfato, e io dico che se vittoria ci sarà la situazione diventerà ancora più grave, perché purtroppo quella guerra, il caos del Medio Oriente non la risolvi solamente debellando questo attore, lo Stato islamico, perché quella guerra è nata anche a seguito della famosa primavera araba, della rivoluzione che c'è stata in Siria, che a differenza che in altri paesi non ha avuto un esito positivo, perché il presidente siriano Assad ha risposto sopprimendo nel sangue il desiderio dei siriani di avere più libertà, più democrazia, e quindi questa reazione violenta ha innescato una guerra civile che ha generato un'escalation. Teniamo conto che il presidente Assad ha deciso appunto di tentare di sopprimere, non ci sta riuscendo, questa guerra civile, bombardando i mercati, Ndokoyokoyo, una cosa davvero terribile, e quindi difficilmente, secondo il disegno di Putin, sconfiggendo lo Stato islamico e confermando al potere colui che ha ucciso 250.000 siriani, risolvi il problema. Certo. E Valentina, a questo proposito ci sono novità sul quadro internazionale? No, volevo darvi un ultimo sguardo prima della chiusura a Twitter, perché ci sono stati gli incontri, l'aveva citato anche il nostro ospite, fra Obama e Putin. Anzi, prima vi faccio vedere il Corriere. Terminato il vertice, no ad attacchi via terra, transizione senza Assad, il leader del Cremlino, possibile superare le divergenze, possiamo lavorare insieme, non sono esclusi raid aerei congiunti in Siria. Questo è lo scatto dell'incontro fra i due capi di Stato, un incontro produttivo, ha detto la Casa Bianca, ma senza risultati spettacolari. Le divisioni sulla strategia da seguire in Siria e sul destino di Assad restano profondissime. Si è deciso comunque di avviare dei colloqui appunto fra gli Stati Uniti e la Russia per la possibilità di una soluzione politica. Ho trovato un Obama sorprendentemente aperto, ha detto Putin, le dispute rimangono ma abbiamo molto in comune. Qui l'aperitivo pre-incontro non esclude il leader del Cremlino che agli attacchi aerei contro l'ISIS partecipino anche dei bombardieri russi. Siamo disponibili a missioni comuni. E qui ancora le istantanee che ci arrivano da Twitter e dalle testate online. Il Fatto Quotidiano, 38 minuti fa, Siria, Obama, l'ISIS perderà, è circondato, ma Bashar al-Assad deve andare via. E poi ancora sconfiggeremo l'ISIS. Ban Ki-moon dice il 70% sono foreign fighter e vengono da 100 paesi diversi. E poi c'è anche qualcuno che avanza appunto l'ipotesi che in verità la rivendicazione dell'ISIS riguardo all'uccisione del cooperante italiano non sia così vera, anzi si dice appunto, fonti dal Bangladesh addirittura dicono che potrebbe esserci una non conferma di questa rivendicazione. Poi ancora Salvini che invece interviene, è intervenuto 2 ore fa, l'unica soluzione contro l'ISIS è la forza, solo un cretino può pensare ad un tavolo diplomatico. È realmente circondato l'ISIS? Il problema fondamentale è che noi possiamo anche tentare con questa coalizione che sta venendo fuori, a parte che come si è evidenziato non c'è nemmeno l'intesa su quale sia l'obiettivo del dopo califfato, sì, cioè Assad rimane Assad. Il problema è che il jihadismo che ha prodotto appunto l'ISIS non lo puoi sconfiggere in un luogo, però poi rifiorisce altrove. Teniamo conto che lo Stato islamico nasce da una costola di Al-Qaeda,
Al-Qaeda è una creazione di Osama Bin Laden, che è un saudita che ha nomadizzato un po', poi ha trovato la sua base in Afghanistan. Adesso il jihadismo è purtroppo attecchito dovunque, anche in Europa, anche negli Stati Uniti, per cui ci vuole sicuramente un ragionamento. Questo ragionamento va fatto all'interno dell'Islam, perché il jihadismo è un'ideologia che nasce, come dire, è una sorta di deviazione dell'Islam che seleziona alcune parti dei testi sacri e le valorizza, in particolare il precetto della guerra santa, che è purtroppo inserito nel Corano, solamente che i jihadisti subdolamente sostengono che è un dovere da parte di ogni fedele, e quindi questo, come dire, è un regolamento di conti all'interno dell'Islam per capire qual è la vera versione dell'Islam con cui fare la predicazione e anche il proselitismo. Quindi noi possiamo sconfiggere militarmente un attore del jihadismo, ma il jihadismo è un'ideologia che aspira a diventare la forma mentis di 1,5 miliardi di persone, quindi è una bomba che va disinnescata su scala globale con la collaborazione di tutte le comunità islamiche di tutto il mondo. Chiudo la puntata chiedendo, però una sconfitta, magari dal punto di vista militare, potrebbe diciamo, rappresentare una batosta morale. Questo è quello che io vado sostenendo da sempre, come tu, Davide, ben sai, perché... Però questo non si è fatto ancora. Perché purtroppo se l'ISIS o Stato Islamico Califfato ha raggiunto queste proporzioni, se riesce a sedurre gruppi che vanno dal Bangladesh all'Australia, se tante persone fanno attentati solo per mostrare la bandiera dello Stato Islamico in una caffetteria di Sydney piuttosto che in una pullman del Belgio, è perché il grande successo che ha avuto lo Stato Islamico facendo quel che Osama Bin Laden nemmeno poteva sognare, cioè addirittura fondare uno Stato ideale, cioè lo Stato per i musulmani che applica la legge islamica. Questo è un successo che galvanizza e quindi andava immediatamente neutralizzato. È un messaggio che sta entusiasmando, incoraggia il reclutamento e quindi sicuramente è una priorità sconfiggere i miliziani dello Stato Islamico. Allora, chiudiamo la puntata. L'ISIS minaccia l'Italia? Secondo lei? Noi abbiamo degli efficientissimi servizi di sicurezza e dei validissimi poliziotti che hanno sventato più di un attentato. Il problema è che sono sottofinanziati e hanno un personale inadeguato, e quindi finora siamo stati fortunati. Bene. Beh, non bene, a dire la verità, però ringrazio Marco Orioles per esserci venuto a trovare e speriamo che non capitino altre disgrazie di questo genere. Speriamo di non venire qua a parlarne. Ecco, speriamo di parlare di tutt'altro, appunto sempre che riguarda però il mondo musulmano, di cui sei un ottimo esperto. Ma anche di Udinese. Ok, grazie mille a Orioles, grazie mille a tutti, ci vediamo domani con un'altra puntata di Viceversa, arrivederci.